Tuoni e lampi, fulmini e saette da parte dei commercianti appartenenti al comprensorio di San Leone, la martoriata borgata marinara di Agrigento. Quest'anno il valzer delle polemiche ha avuto inizio dapprima con l'idea di far diventare il lungomare una zona traffico limitato, con tanto di bus navetta che avrebbe fatto avanti e indietro dai parcheggi con a bordo i visitatori che avrebbero dovuto affollare la zona. Idea naufragata. Ma protagonista indiscusso di questa estate appena trascorsa è stato l'inquinamento nel mare di San Leone. Anche quest'anno le immancabili chiazze giallastre maleodoranti e galleggianti hanno fatto bella, per così dire, mostra di sé lungo l'arenile agrigentino, con tutte le ripercussioni del caso. Dapprima con la guerra a colpi di diffide tra Girgenti Acque, Ato Idrico e il sindaco di Agrigento Marco Zambuto per dare un volto al responsabile di tutto questo, ma soprattutto ripercussioni esponenziali si sono abbattute principalmente sui commercianti della zona. In molti, alla vista delle nostre telecamere, non hanno proferito parola, anche se a microfoni spenti il dato relativo all'estate 2013 dal punto di vista turistico ed economico è uguale per tutti. Turisti ce ne sono stati di poco. Noi ci accontentiamo di quello che facciamo, tanto non è che ci interessa diventare ricchi, ormai siamo pensionati. Quello che facciamo, facciamo. Rispetto allo scorso anno? Di meno, molto turisti di meno sono venuti. Cioè la gente di Agrigento non viene assolutamente perché vengono poco a passeggiare qua, che vanno a Cammarata, vanno là, si dilatano da altre parti. Comunque, noi ci accontentiamo di questo che facciamo. Beh, ogni anno ormai San Leone va sempre peggiorando. Gli incassi a livello anche dei turisti vanno sempre diminuendo fino a quando avremo questo mare. È un peccato, però purtroppo il mare è troppo inquinato e quindi di conseguenza cala la gente tende a spostarsi da San Leone e andare in altre zone. Essenzialmente chi viene qui cosa ti ha detto? Tu che comunque hai una visione privilegiata essendo comunque a stretto contatto con l'utenza. La domanda classica del giorno è sempre la stessa, ma l'acqua oggi è pulita? Uno giustamente non è che l'acqua oggi è pulita e domani no, è sempre la stessa l'acqua, di conseguenza è sempre di meno la gente che viene a San Leone. Tra l'altro, tra i commercianti davvero colpiti da questo dato che punta verso il basso precipitosamente da estate ad estate, si smuove un malcontento generale a causa del fattore inquinamento, prima confermato dal divieto di balneazione emesso da Marco Zambuto, poi ritirato dallo stesso a seguito dei risultati positivi delle analisi. Il comparto turistico si è quasi del tutto estinto ed è per questo che serpeggia tra i commercianti l'idea di sottoscrivere un documento con il quale verrà chiesto il risarcimento danno da parte dei commercianti di San Leone all'amministrazione comunale, proprio per colmare quantomeno le spese effettuate per affrontare questa sventurata stagione estiva da dimenticare.